Buonasera spettatori del canale Twitch della Scuola Veneto Scacchi del Comitato Regionale Veneto. Siamo qui adesso per la quinta puntata, la seconda dopo la pausa estiva e la seconda della serie dedicata ai grandi giocatori, ai grandi maestri. Infatti siamo qui con il grande maestro Pierluigi Basso, che saluto innanzitutto e ringrazio della sua presenza. Buonasera a tutti gli spettatori anche, e grazie anche a Veneto Scacchi che fa questa iniziativa qui che può essere motivo di interesse per molti, diciamo. Senz'altro, almeno noi ci crediamo e noi ci speriamo e cercheremo di fare sempre meglio, sperando di avere anche un buon seguito da parte del pubblico e degli scacchisti del Veneto, ma non solo del Veneto. Allora iniziamo un po' a presentare Pierluigi Basso. Pierluigi Basso è uno scacchista italiano, grande maestro, come ho detto, nato nel 97 a Montebelluna e mi pare abbia sempre vissuto a Montebelluna. Il numero di tornei internazionali vinti è, credo, davvero considerevole. Mi pare che ha vinto 23 o più tornei internazionali. E quindi è un giocatore di grande livello, un grande maestro italiano, e partecipa a questa puntata ed è dopo la puntata che abbiamo avuto con Valsecchi, che naturalmente si conoscono un po' tutti i grandi maestri e tra di loro, e che comunque anche Valsecchi ha giocato per il Veneto e tuttora gioca. Intanto vorrei chiederti, Pierluigi, diciamo che quest'estate, nonostante la pandemia, hai partecipato a diversi tornei e manifestazioni. Ci vuoi descrivere quelli, a tuo avviso, più rilevanti e i risultati ottenuti? Sì, non è da quest'estate perché è 1 anno e mezzo che gioco non stop, quindi un po' più che quest'estate nonostante la pandemia. Certo. I tornei più interessanti, forse il più interessante è stato il torneo in Serbia, l'Open di Belgrado, che si è tenuto all'inizio di luglio. Un torneo molto bello, ben organizzato, e con 50 grandi maestri che partecipavano, quindi anche molto stimolante. Non ci sono molti tornei forti adesso post pandemia, è un po' difficile. Diciamo che i tornei ci sono, ma è un po' difficile organizzare tornei di livello. Questa è un po' la caratteristica del post pandemia come periodo. E Belgrado è stata un'eccezione, quindi è stata un'esperienza molto, molto interessante. E poi ci sono stati anche molti altri tornei che mi sono piaciuti molto. Paleocora, che avevo già giocato l'anno scorso, è un ottimo posto per giocare a scacchi, anche per fare vacanza. Un altro ottimo torneo è sempre Spilimbergo, che probabilmente è il torneo italiano con più partecipanti. E questi direi top 3 tornei, anche perché qualche altro l'ho organizzato io, quindi non mi sembrerebbe neanche giusto menzionarlo. Ne parleremo magari dopo anche di questo tuo aspetto, diciamo, di organizzatore in qualche modo, quindi uno scacchista, giocatore, ma anche organizzatore. Senti, volevo chiederti un'altra cosa con riferimento a qualcosa che è avvenuto molto poco tempo fa, precisamente le Olimpiadi online. Mi pare, ma correggimi se sbaglio, che hai preso parte a queste Olimpiadi online che si sono disputate per la seconda volta da remoto, quindi una novità, insomma, in qualche modo. C'era una squadra italiana in cui partecipavano diversi giocatori molto forti insieme a te, Moroni, credo, Sonis, e poi delle rappresentanti femminili quali Marina Brunello e Olga Zimina, e poi ancora Angela Flavia Grimaldi, Lorenzo Rodici
ed Elena Sedina, e forse ho dimenticato qualcuno. Alcune come titolari, alcune in veste di titolare, alcune in veste di riserva. Vuoi dirci com'era la formula di gioco di queste Olimpiadi online e come trovi questa strana edizione online invece che in presenza? Allora, la formula di gioco era un semilampo a 12 minuti a testa più 3 secondi di incremento, o 5 secondi, qualcosa di simile, adesso mi sfugge. Si giocava da casa, ognuno aveva la telecamera accesa e si giocava come si fa una partita normale sull'ICES, su chess.com o su questi siti qui. A parte la telecamera non cambiava veramente tanto. E allora, la mia opinione su questi eventi, diciamo, innanzitutto che non è al posto dell'Olimpiade vera che si è fatto l'Olimpiade online. È una cosa un po' diversa secondo me, è un qualcosa che si è aggiunto, un evento nuovo, perché un'Olimpiade vera in cui si gioca in presenza con partita a cadenza classica, 90 minuti per 30 secondi a mossa, non possono essere comunque secondo me paragonate a un'Olimpiade che si gioca comunque online con tutti i problemi connessi e semilampo per lo più. Quindi sono eventi comunque diversi. Distinti, diciamo che sì. secondo me questa Olimpiade qui come scopo poteva avere quello di coinvolgere gli appassionati, di dare un motivo per vedere qualcosa di scacchi a molti giocatori, per seguire le proprie nazionali, qualcuno dei giocatori preferiti li poteva seguire in questo modo online, e quindi è un ottimo modo per portare interesse verso gli scacchi. È chiaro che i risultati di queste Olimpiadi qui, che sono stati, bene o male, sono stati in linea al nostro livello, mi sembra, come squadra, ma comunque non sono risultati da tenere in seria considerazione, sono risultati comunque di un gioco online con tutti i limiti che può avere, insomma. Certo. Io penso che l'online debba essere usato come strumento per, come dire, uno strumento di aiuto per gli scacchi, sì, di studio. Diffondere il gioco anche. Esatto, per praticare un po' di lampo, questo va benissimo, ma non può essere un sostituto vero e proprio, secondo me, del gioco. Perché perde un po' la parte sociale, che secondo me è molto importante negli scacchi. Ci si isola, no? Si gioca online, ognuno dal suo computer, finisce la partita, festeggia da solo, no? È tutto un modo... Sì, un po' diverso, un po' diverso. Esatto, sì. Certamente una volta non c'era ed in effetti penso anch'io come te che sia una cosa che in qualche modo può essere integrata, cioè può essere un altro aspetto che può anche consentire di divulgare in qualche modo il gioco, di far avere maggiore partecipazione, insomma, e interessare un pubblico sempre più vasto, che è quello che noi speriamo avvenga in effetti. Sì, esatto, quello è lo scopo, secondo me, divulgativo soprattutto, ma i risultati di questi eventi online non possono essere tenuti veramente in considerazione, questo vorrei dire. Certo. Perché molti poi magari anche i miei amici si demoralizzano, ho giocato male quel torneo lì online, non sono più così forte, ma non c'entra niente, diciamo che online uno può giocare in modo totalmente... Cioè, vediamo Daniele Bocatura, ha fatto un grandissimo europeo e all'Olimpiade ha fatto una brutta performance all'Olimpiade online, ma non perché è un brutto giocatore, semplicemente perché online è un gioco completamente diverso, che il livello conta molto molto meno, perché puoi fare una bella partita tecnica, poi perché non sei abituato a vedere scacchiere online ti sfugge un dettaglio tattico e crolla tutto e sembra che sia un giocatore, diciamo, molto più debole di quello che realmente sei. Sì, assolutamente. Penso che anche appunto i risultati debbano essere tenuti distinti, perché certo. diciamo proprio l'ambiente in cui si gioca, la mancanza di avversario in presenza, le 64 caselle della scacchiera e invece quelle che ci sono sul video rendono la cosa molto, molto diversa, molto differente, e quindi esatto. Anche i risultati penso risentono di questo fatto qui, insomma. E poi certamente, scusa, ritorno qualche secondo, scusa, quindi se ti ho interrotto è perché c'è un ritorno di un secondo più in ritardo, diciamo. Certo, no, e poi dico, c'è sempre il fascino della
partita dal vivo, in diretta, dove tu vedi l'avversario, dove vedi la sala di gioco, dove vedi gli altri giocatori. Purtroppo adesso non ci si può spostare, una volta sì, si andava a vedere anche come andavano le altre partite, insomma. Quindi c'è l'aspetto anche relazionale, come dicevi tu prima, che è sì, molto, che è importante. che è importante, che è molto importante, certo. Senti, com'è andata poi per l'Italia e la tua performance in queste Olimpiadi? Ma l'Italia si è qualificata in linea al suo livello, si è qualificata al primo turno, abbiamo passato un girone in cui eravamo favoriti, ci siamo qualificati al girone successivo. Nel girone successivo ci siamo qualificati in metà classifica, adesso forse sesti, non mi ricordo esattamente, su 10. Quindi in base al proprio livello, perché in quel girone lì c'erano squadre come Russia, Ucraina, che anche se si tratta online, se sono su tutte le scacchiere più forti di te, è chiaro Certo. che è più facile che vincono loro alla fine. Forse Certo. l'Ucraina abbiamo strappato un pareggio 3-3, ma con la Russia abbiamo perso e come risultato individuale sì, ho fatto forse un po' mezzo punto in meno di quello che dovevo fare, forse ho fatto 50% mi sembra tra totale. E c'erano, nella formula erano previsti dei giocatori maschili e dei giocatori femminili e degli juniores, vero? Sì, 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 e soprattutto c'erano due assoluti, due ragazze, un under 20 maschio e un under 20 femmina. Sì. E sì, i ragazzi, diciamo soprattutto gli under 20, i ragazzi ci tenevano tanto a queste Olimpiadi qui, per questo provavo un po' a impegnarmi, anche se nel senso che giocavo con senso di professionalità, ma non è che ci mettevo cuore, perché Sì, sì, è chiaro che è un po' difficile metterci cuore in questi eventi qui. Loro ci certo. tenevano tanto e ho visto anche sul gruppo WhatsApp che insomma era molto sentito da parte di molti giocatori Sì, questo sì, sì, evento. sì, dei giovani soprattutto. Senti, un'altra cosa, Pierluigi, mi pare che tu abbia imparato a giocare agli scacchi da ragazzo, da bambino, molto giovane. Vuoi dirci qualche cosa sui tuoi primi passi e a che età hai iniziato a giocare i tuoi primi tornei? Ma diciamo che per un giocatore che vuole ambire a un buon livello internazionale, comunque iniziare a 11 anni e mezzo, 12 come ho iniziato io, non è considerato veramente presto. Si inizia a 5-6 anni ormai, quindi per i tempi moderni direi che ho iniziato anche abbastanza tardi, anche se Sì. può sembrare strano, no? 11 No, anni no, no. sembra... se avessi 11 anni adesso no, mi sentirei pieno di... E quindi sì, ho iniziato a scuola, perché a Montebelluna in quasi tutte le scuole si fa il progetto scacchi. Il nostro allenatore Nicola Pegoraro, che è molto conosciuto in Veneto, ha creato moltissimi campioni, campioni diciamo, giocatori forti, per esempio oltre a me, Daniel Virni che è grande maestro, Daniele Genocchio, maestro internazionale, Alessandro Bonafede, maestro internazionale e tanti maestri FIDE, quindi comunque c'è un vivaio molto forte a Montebelluna, il che ha reso tutto molto più semplice perché una volta che dalle scuole mi sono appassionato, sono andato al circolo, ho avuto modo di avere degli avversari buoni e quindi c'era questo ambiente che è di una sana competizione che ti faceva progredire e in un ambiente così se tu hai voglia hai tutti gli strumenti per andare avanti, quindi in questo modo sono riuscito a raggiungere un livello iniziale per poi proseguire da solo la carriera scacchistica, diciamo. Ho capito. E per quanto riguarda il titolo di grande maestro, a che età lo hai conseguito e quali sono stati i passi che hanno preceduto il raggiungimento di questo titolo, che è il massimo della FIDE? Allora, l'ho raggiunto a 20 anni e devo dire che passare da maestro internazionale a grande maestro non è per niente facile, perché allora, fino a maestro internazionale, cioè fino a 2400 punti Elo, ci può arrivare anche un giocatore che lo fa con grande passione, ma non in modo professionale. E quindi se tu sei appassionato, hai voglia e ti dedichi, e se sei portato inizi giovane, può arrivare a maestro internazionale. Per diventare grande maestro è un po' diverso, perché devi iniziare a battere giocatori che fanno da tutta la vita questo. Certo. E quindi c'è tutto un lavoro da fare che può richiedere degli anni, infatti molte persone ci mettono 3-4 anni a fare questo salto qui, dai 2400 punti Elo ai 2500, cioè da maestro internazionale a grande maestro. È proprio uno step importante che richiede
molta difficoltà, bisogna soffrire, bisogna lottare e alla fine Vincere i denti. se uno è disposto a soffrire e lottare ci arriva, secondo me, con un buon lavoro, con un buon impegno. Però sì, è molto difficile, diciamo, accettare una sconfitta quando ci metti tutto il cuore negli scacchi, diciamo. Metti caso, ti prepari 8 ore al giorno, poi fai una serie di tornei e hai 2400 punti elo, invece che andare un po' avanti vai un po' indietro, no? È facile demoralizzarsi in questo modo. Sì. Invece bisogna sempre essere duri, non mollare, molli un secondo, poi perdi tanto e ci metti tanti mesi per recuperare, quindi un po' questa è la difficoltà, secondo me. Perché molti italiani, molti giocatori che sono arrivati a maestro internazionale, veramente in certi livelli potevano giocare bene come un 2500 punti elo, cioè come un grande maestro. Quello che è difficile è la costanza, cioè giocare sempre così, superare i momenti difficili. Queste sono le caratteristiche più importanti, secondo me, a quel punto lì. Bisogna avere grande tenacia, direi. Molta tenacia, esatto, sì, esatto. E in effetti è proprio così, cioè più in piccolo naturalmente rispetto a te, però insomma anche a livelli inferiori la costanza, la tenacia e la capacità anche di incassare qualche volta le sconfitte sono determinanti. Adesso ci metterò un po' di impegno, adesso che sono in pensione, e vediamo dove posso arrivare. Ma infatti quando nel 2012 forse avevo raggiunto un elo di 2190, quindi ero molto proiettato verso il titolo di maestro che si raggiunge 2200 punti elo, le norme ce le avevo già, quindi non era un problema. E poi con una serie di tornei ho iniziato a scendere fino ad arrivare a un certo punto a 2099.9 in live rating. Mm-hmm. A quel punto lì dopo 90 punti che ho perso, mi sono detto no, adesso bisogna reagire, e lì ho reagito, in pochi tornei sono arrivato al 2200 subito. Però è facile in quei momenti lì lasciarsi andare, dire vabbè, prendo una pausa, giocherò per divertirmi, non ce la faccio. Ma i momenti difficili capitano a tutti, quindi non bisogna assolutamente abbattersi, secondo me. Certo. Senti, ancora una domanda, poi vediamo se c'è qualche domanda da parte del pubblico. Sì. Nell'ambito delle manifestazioni scacchistiche a squadre hai avuto molteplici esperienze sia in relazione a competizioni giovanili sia in quelle assolute. Ci vuoi parlare brevemente delle partecipazioni più importanti e dei risultati più importanti? Allora, al di là del livello nazionale, che il campionato a squadre per eccellenza in Italia è il CIS Master, cioè il campionato italiano a squadre Serie Master, che è la serie più alta, che lo gioco bene o male ogni anno da un po' di anni e che si terrà tra una settimana. Gli eventi più importanti comunque sono quelli di livello internazionale, secondo me. E in questo senso ho partecipato a 2 Mitrope Cup, di cui quella di quest'anno l'abbiamo anche vinta, e abbiamo fatto un'ottima prestazione. Si giocava in modalità ibrida, cioè dal computer ma da una sala di gioco vera, e in generale giocare a squadra è una cosa che mi è sempre piaciuta, perché in qualche modo se sei da solo in un torneo non vai tanto bene, sei a metà classifica, sembra che le partite non abbiano un vero senso. Invece a squadra in qualche modo ti senti una certa responsabilità, se te non ti impegni poi la squadra va male, quindi hai questo peso qui su di te, quindi hai motivazione in più per giocare bene a squadre. C'è anche più pressione, è vero, però è una cosa che comunque non mi dispiace tutto sommato. Al di là delle Mitrope Cup ho fatto un europeo squadre per club, in cui la squadra è arrivata a 11ª, e io ho giocato particolarmente bene in quel torneo lì, con molta fortuna, perché per fare un buon risultato ci vuole fortuna, ma questo si sa. Non ti sento più? Ti ho perso? No, scusa, avevo il microfono non funzionante. Dicevo sì, è necessario in tutte le attività, in tutte le cose della vita, avere un po' di un pizzico di fortuna, cioè, quella è necessaria. Vediamo se c'è una qualche domanda, intanto facciamo un breve inserimento di Dario Bellinato che ci dice se c'è qualche domanda da parte del pubblico. Sì, allora buonasera a tutti. C'è qualche domanda da parte del pubblico. Allora, anche se parzialmente per Luigi hai già risposto, però secondo me vale la pena riprendere un attimo. C'è uno spettatore che tra l'altro partecipa per la prima volta alle nostre trasmissioni, quindi gli diamo il benvenuto,
e chiede come affronta e si prepara un grande maestro per un torneo importante, cioè nonostante la grande preparazione, durante le partite lo stress da competizione, dice, incide parecchio sulla capacità di valutazione del gioco e sulle scelte strategiche. È vero questo? Cioè, quando tu affronti, devi prendere una decisione, sei un bivio, devi affrontare magari in una partita una scelta, questo quanto stress ti comporta? Ma chiaramente lo stress è proporzionale all'evento, cioè se l'evento ha un'importanza alta, allora lo stress c'è ed è molto lo stress. Se è un evento normale c'è meno stress chiaramente. Io giocando tanto un po' mi sono abituato, nel senso che io gioco quasi ogni giorno e quindi ogni giorno ho mosse difficili da trovare, quindi in qualche modo riesco a stranarmi quasi sempre. Quando si arriva all'ultimo turno di un torneo importante in cui ti giochi magari un primo posto, diventa più complesso per tutti, anche per l'avversario in ogni caso. In quel caso lì, insomma, ci sono fa gioco d'esperienza, secondo me, ci sono dei principi generali che ti aiutano a giocare in modo accettabile anche se non sei in forma, perché poi sono anche tante le notti in cui magari non riesci a dormire prima della partita, quindi sono anche tanti poi i problemi. In quei casi lì, secondo me, non bisogna ossessionarsi dicendosi ah, non ho dormito, adesso perdo. Cioè, non è così. Anche il fatto di non dormire fa parte di te alla fine. Uno lo accetta e gioca sapendo che è una sua caratteristica, che non per questo significa che perde. Assolutamente. Cioè, tante partite, anche non dormendo, sono riuscito a vincerle abbastanza in modo sicuro, diciamo. Qualcuno l'ho persa, chiaramente. Bisogna accettare lo stress, bisogna accettare che c'è e in qualche modo conviverci, secondo me. Non c'è modo di farlo andare via, se non con l'esperienza, con l'abitudine, poi un po' ci si abitua, sì. Certo. Ecco, mi ricollego subito con un'altra domanda a quello che era stato detto prima, cioè che sia tu che hai accennato, Sergio, poi hai ripreso l'argomento, e proprio questa ultima cosa che hai detto, cioè quanto ad esempio incide l'accettazione dello stress tra un torneo online e un torneo in presenza. Cioè si era parlato in una precedente domanda della parte sociale che avete detto entrambi che manca, lo hai affermato tu e Sergio anche lo ha condiviso. Ecco, ad esempio ci sono degli scacchisti che affermano che a seconda della stretta di mano del loro avversario cercano già, quindi prima della prima mossa, di carpire il suo carattere o alcune informazioni su come sarà, su come si comporterà sulla scacchiera quell'avversario. Ricordo perfettamente un grande maestro che disse appunto: se uno mi presenta una mano un po' moscia, ho un'impressione, se uno mi presenta una mano robusta con una stretta solida e quasi rinfrancante, può darmi una sensazione diversa. Ecco, quindi hai parlato dello stress da vincere, e questo aspetto magari puramente emotivo, quindi a parte la presenza della sala, la presenza del gioco e le prospettive, quanto influisce quindi questa caratteristica? Ma sulla stretta di mano adesso non influisce più perché non si può dare, quindi questo è un problema superato. E sull'online io personalmente non ho il minimo stress online, se non quello che devi stare fisso con lo sguardo al computer, e se cambi sguardo in un secondo tipo così, magari l'arbitro che ti sta guardando pensa che è qualcuno che ti suggerisce, no? Quello è lo stress per me, che devo stare attento, guardare sempre il monitor. Ma online non riesco ad avere sufficiente motivazione per provare anche un po' di stress. Mi impegno, gioco per le mie capacità, ma senza questo stress, diciamo, che c'è nei tornei dal vivo. Questo parlo a titolo personale, magari per qualcun altro è stressante anche l'online questo. Ecco, sì. Ultima domanda, poi chiudo, scusami Sergio, proprio collegandomi a questo, un altro spettatore chiede appunto come consideri quindi il peso arbitrale durante una partita di alto livello. Dal vivo o online? Beh, diciamo, possiamo dividi le due cose, magari se ci sono diversità esprimile. Ma diciamo che in verità è solo una cosa... Non ho mai avuto quasi nessun problema con nessun nel senso che il ruolo dell'arbitro è molto marginale se poi sei un giocatore che è già avviato, professionista. Gli interventi degli arbitri sono molto molto rari, quindi non c'è assolutamente nessun peso di questo tipo. Nel senso che se c'è l'arbitro non c'è, non te ne accorgi neanche, non ti fa ulteriore pressione. Mentre sul PC lo senti di più, da quello che capisco. Ma sul PC c'è siccome c'è il problema del cheating che è serio, diciamo online, c'è tutta una filosofia dietro che
basta un forte sospetto per squalificare qualcuno per cheating. Per fortuna io online non gioco bene, diciamo, quindi adesso non gioco magari neanche tanto bene dal vivo, ma online ancora peggio, quindi Insomma, no. quindi non ho questo problema qui di sospetti, però c'è sempre questa sensazione qui che basta dare adito a un piccolo comportamento tipo distogliere lo sguardo che già può avere dei problemi, no? A me non è mai capitato, tanti altri è capitato, quindi per questo c'è un po' di pressione, diciamo. Ma forse è un po' una sensazione perché si è sotto telecamere, ci si sente osservati, magari in verità non ti guarda nessuno e quindi non frega niente a nessuno forse, no? Una cosa psicologica secondo me alla fine. Ok, e senti che Luigi, incidentalmente dico che io ho un grande stress quando gioco online su chess.com e su Lichess, in realtà probabilmente perché non ci avevo mai giocato fino a 6 mesi fa, e quando ho cominciato a giocarci, allora chiaramente giocando le prime volte, i primi periodi, chiaramente le cose sono ben diverse da chi ci gioca abitualmente. Comunque ritorniamo diciamo, a parlare diciamo, dei grandi maestri e diciamo una domanda classica che generalmente si fa è chi secondo te sono stati i più forti giocatori, i primi 5 giocatori più forti di tutti i tempi? Allora, questa è una domanda interessante che magari faccio anche una precisazione di quello che penso. Chiaramente i tempi evolvono, quindi adesso il campione del mondo di oggi, che è Carlsen, è chiaramente più forte del campione del mondo di prima, anche tipo Kasparov, no? Certo. Le conoscenze sono evolute, quindi il livello è chiaramente diverso. Però c'è anche da dire che tutti i campioni del mondo avevano un qualcosa in più di geniale, di comprensione. Anche lo stesso Steinitz, che è stato campione del mondo nel 1866, non ufficiale, 86 poi ufficiale, era un giocatore di grandissima tecnica. Qualche volta mi capita per sbaglio vedere una sua partita e sono impressionato perché è giocata in modo molto preciso, cioè un livello che se io giocassi in partita del genere oggi sarei felicissimo. E quindi molti giocatori, soprattutto giovani, sottovalutano un po' la forza di questi campioni del passato che, se messi oggi a tavolino, anche senza le conoscenze di oggi, non sfigurerebbero contro grandi maestri normali, secondo me. Senz'altro. Una domanda che faccio spesso ai miei amici e colleghi, che spesso ai tornei Open, nel ranking di partenza per Elo, siamo tra i favoriti, diciamo, io, qualche altro mio amico, così. Io faccio spesso una domanda: secondo te un campione del mondo tipo Lasker del 1920 lo vincerebbe questo torneo o no? E quasi sempre mi sento dire no, ma stai scherzando, cioè, invece io non sono convinto. Secondo me sono talmente più forti e talmente geniali nella loro comprensione che potrebbero dare filo da torcere non indifferente anche a giocatori di discreto livello oggi, appunto. Certo. Adesso sui miei preferiti non sono obiettivo perché è chiaramente una questione di stile, nel senso che qualcuno preferisce un approccio agli scacchi, qualcuno preferisce un altro. Per esempio Kasparov, che è un giocatore grandissimo, uno dei più grandi di tutti i tempi, è bellissimo vederlo adesso all'opera perché è bello vedere come si confronta con i giovani d'oggi. Però il suo vertice non mi ha mai, diciamo, emozionato come partite perché non è il mio stile, diciamo, per questo. Mentre uno come Karpov poteva già emozionarmi di più, quello stile lì in cui accumuli piccoli vantaggi impercettibili, poi vinci senza il minimo rischio, un modo più, diciamo, ordinato di giocare a scacchi. E quindi se dovessi annoverare un po' di giocatori direi Karpov, Kramnik, che è un giocatore molto completo, universale e soprattutto all'inizio mi piaceva molto. Anand mi è sempre piaciuto, anche adesso che a 50 anni tiene, insomma, nei top 10 a 50 anni non è facile, quindi certo. Anand mi piace molto, Capablanca mi piace molto, ma forse il mio preferito di tutti potrei dire che è Botvinnik, perché Botvinnik ha uno stile proprio metodico, preciso, dato quell'inizio agli scacchi non professionali ma quasi, diciamo, quell'inizio allo studio degli scacchi che poi si è evoluto fino ad oggi. Certo. Forse Botvinnik è il mio preferito, diciamo, tra questi. Ok, grazie. E venendo al torneo e o alla partita che ti ha dato più soddisfazione nella tua carriera, che cosa mi diresti?
Allora, torneo o partita? Da cosa iniziamo? Iniziamo dal torneo. Allora, sono molti tornei che potrei dire. Forse dal punto di vista tecnico è stato l'European Cup del 2019, cioè il campionato europeo squadre per club, perché era un momento di grande ascesa, nel senso che ero partito a maggio con un Elo di 2510 e a novembre avevo un Elo 2570 Però, e in quel torneo lì sono riuscito a fare una variazione Elo di più 20 che insomma ci vuole tanta fortuna sempre, ma comunque è una variazione notevole, diciamo. notevole. E quindi ero molto contento in quel momento lì. Ho vinto anche una medaglia d'oro di scacchiera in quel torneo lì. Ho fatto 4,5 su 5 con avversari molto forti. Quello dal punto di vista professionale mi ha dato più soddisfazione di tutto. Sì. Come partita dipende. Allora, la partita che sportivamente aveva più rilevanza probabilmente è stata quella, o che ho sentito di più personalmente, è stata quella contro Sabino Brunello alla finale del campionato italiano assoluto del 2018 a Padova, 2019 a Padova. L'ultimo turno in cui se vincevo sembrava andarsi di spareggi, poi ho vinto e Davide Alberto ha vinto col nero, quindi gli spareggi non ci sono andato. Ma è una partita che ho sentito molto, mi ricordo che la notte non ho dormito, appunto. E poi sono andato alla scacchiera, ho fatto una partita molto bella, ho vinto in stile molto combinativo, 25 mosse, quindi come soddisfazione dal punto di vista sportivo quella è stata la più grande, secondo me. Dal punto di vista tecnico potrei dire la vittoria contro Anton Korbov, un grande maestro molto forte, che durante la partita con me aveva un live rating di 2707, mi sembra. Però. E ho vinto una partita con lui senza aver mai vinto prima neanche con un giocatore di 2600 punti, quindi è stata una grande soddisfazione anche quella. Immagino proprio di sì. Però adesso sembra tutto bello, ma le soddisfazioni ci sono, ma le sofferenze sono molte di più, cioè credo. Senti, vediamo adesso a parlare un attimo di alcuni aspetti meno noti, diciamo così, della tua attività nel mondo degli scacchi. Tu, l'abbiamo già detto prima, sei nato nella grande fucina scacchistica che si è sviluppata a Montebelluna per opera diciamo passione e lavoro insomma di Nicola Pegoraro, che è stato un appassionato e lo è tuttora, instancabile organizzatore di eventi, manifestazioni di scacchi. Il Vergani, appunto il circolo del Montebelluna, ha visto ricoprire da parte tua anche la carica di presidente. Ci vuoi dire qualcosa brevemente sulla tua esperienza passata nel consiglio direttivo o come presidente del Vergani? Ma diciamo che adesso essere in un ruolo di dirigenza in un'associazione tipo gli scacchi sono più le cose burocratiche da fare che altro, no? Cioè, per fortuna avevo molte persone che mi davano una mano, quindi erano ridotte quasi al minimo. Se l'avessi fatto da solo sarebbe stato un impegno non indifferente, sì. E sì, è stato... Non c'è stata una differenza vera e propria, siamo sempre stati un gruppo, quindi si è sempre deciso tutto insieme. Non è che uno ha una carica e quindi decide tutto lui. Si è un gruppo, si decide sempre insieme, una volta uno ha una carica, una volta ce l'ha un altro, non fa veramente differenza, secondo me. Bene, avete fatto un buon team, insomma. Sì, assolutamente, sì. Benissimo. E il Circolo Vergani ha organizzato e organizza tuttora molti tornei nazionali, internazionali, giovanili, assoluti e qualche torneo in località in Montebelluna, ma qualche torneo anche in note, diciamo, località turistiche di richiamo per gli scacchisti. E per la realizzazione di questi è stata creata anche un'associazione che è Grandi Scacchi, tutto grande, grande maestro, Grandi Scacchi. Quali sono le ultime manifestazioni che avete organizzato e quali sono le tue funzioni in questa organizzazione? Sì, l'ultima è stata il torneo di Jesolo che abbiamo fatto a metà agosto. Allora, diciamo un po', racconto molto brevemente un po' la storia di questa nostra organizzazione di tornei.
Allora, inizialmente abbiamo organizzato semplicemente i tornei di fine anno, ovvero un torneo a fine dicembre e un torneo a inizio gennaio. L'ha sempre organizzato Nicola, appunto. A un certo punto mi ha detto: voglio invitare un po' i giocatori forti, tu hai conoscenze, tu giochi sempre all'estero. E da quel momento ho preso un po' in mano io i tornei, invitando tanti giocatori forti, e un po' lo faccio per passione quei 2 tornei lì. Cioè, un torneo a fine dicembre e un torneo a inizio gennaio. La località cambia, ma il nome è sempre quello, è Vergani Cup. Ok. E quindi quello è il torneo storico del nostro circolo, diciamo. E poi, con l'inizio del Covid, di tornei non ce n'erano più in giro. Anche in Europa si faceva fatica, in Italia non c'era quasi niente. E per questo motivo abbiamo deciso di organizzare qualcosa noi. Ci siamo messi a organizzare eventi, ci siamo organizzati, abbiamo preso i divisori, le prolunghe per i tavoli, per far sì che il distanziamento sia di 1 metro. Abbiamo trovato delle buone sedie, abbiamo fatto molti tornei, per esempio a Bassano, abbiamo avuto degli ottimi hotel di appoggio, e quindi abbiamo organizzato questi tornei qui soprattutto per far giocare la gente, cioè non tanto perché, per esempio, a me organizzare i tornei può anche piacere se è fatto 1 o 2 volte all'anno, ma se no è un grande impegno, diciamo, È un no? grande lavoro, sì. È un grande lavoro, appunto. E se uno lo fa per guadagno deve cambiare mestiere, perché per tutto il lavoro che fai ci sono Pochi conviene fare spiccioli. qualsiasi altra cosa conviene fare assolutamente. E sì, l'abbiamo fatto per far giocare la gente, anche Certo. perché io di stare a casa non ne potevo più dopo un po'. E quindi ho detto: vabbè, mi impegno un po', organizzo i tornei, faccio venire un po' di gente, così sto un po' in compagnia e giochiamo a scacchi, no? E è stata un po' questa la spinta che ci ha dato. Certo, e ho visto che avete organizzato diversi tornei a Bassano del Grappa, che è la mia città natale, Sì, bellissima città. e che tra l'altro ancora prima, direi prima che nascessi tu, con Nicola avevamo organizzato uno dei primi tornei internazionali a Bassano all'Hotel Palladio, proprio della famiglia Bonotto, che poi è stata quella che vi ha ospitato, credo, no? Sì. Anche in questi. Sì, devo dire che è un po' un peccato, perché sono stati tornei molto partecipati e Bassano è piaciuta un po' a tutti quanti, devo dire, però non è stata apprezzata a pieno a causa del Covid, cioè le cose erano chiuse in centro, quindi non è stata vissuta l'atmosfera vera di Bassano durante quel periodo lì, e questo un po' mi dispiace. Assolutamente. Senti, un altro campo che ti vede impegnato è quello di allenatore, mi pare, di giovani promesse, ragazzi o ragazze, e da questo punto di vista chiaramente mi pare che siano stati organizzati proprio nel vostro circolo diversi stage ad alto livello. È così? Sì, allora, in passato, 5-6 anni fa, insegnavo anche al circolo, poi ho un po' smesso, ho iniziato a fare... al circolo ho seguito abbastanza ragazzi giovani, soprattutto forse i più conosciuti sono lo Iacono, del nostro circolo, che ho seguito io. Non solo io, ma li ho seguiti anch'io al circolo. E poi mi sono dedicato un pochino all'insegnamento online, e pian piano sono passato a un lavoro di tipo di consulente in apertura, cioè studiavo le aperture, inventavo novità e le davo ad altri giocatori. E ho fatto questo qui come lavoro principale per 2 o 3 anni. È un lavoro molto difficile, dopo un po' ti stanca, e quindi adesso ho smesso, diciamo. Quindi adesso faccio altro, per fortuna, ma l'attività di allenatore è un'ottima attività, è molto importante, è una cosa che mi ha sempre appassionato, però mi sono reso conto che se alleno poi faccio un po' fatica a giocare. È difficile conciliare le due cose, immagino. E quindi molto raramente faccio delle eccezioni, qualche lezione la faccio, ma di solito tendo a limitarmi al gioco, o al massimo organizzare questi eventi qui, appunto. Senti, c'è stato in quest'ultimo periodo un notevole calo a causa della pandemia e delle conseguenti restrizioni. Secondo te questa pandemia ha avuto degli effetti sul gioco di un giocatore in generale, e soprattutto di un giocatore che gioca a scacchi a livello agonistico? Sì, ha avuto un grande impatto, perché rispetto al periodo pre-Covid, cioè fino a febbraio 2020, quando non avevi tornei, soprattutto magari al mio livello, si giocava un tipo di scacchi che è molto diverso da quello di adesso. Adesso si gioca un tipo di scacchi molto più speculativo, molto meno profondo, e questo a causa del gioco online. Cioè, per esempio, in apertura
prima del Covid, ogni giocatore aveva un suo repertorio, cioè non ogni, ma molti giocatori avevano un proprio repertorio, giocavano sempre le stesse aperture, andavano in profondità, le capivano bene. Adesso con molto gioco online, molti giocatori si sono abituati a giocare un po' tanti tipi di aperture. E quindi adesso, per esempio, vedono che io gioco Slava col nero, si studia una variante concreta contro di me, perché sono più abituati col gioco online, e giocano quella variante lì per una partita singola contro di me. Ho capito. Questo può fare il punto nella partita singola, chiaramente, perché puoi sorprendere un po' il tuo avversario, però alla lunga si è persa un pochino quella voglia di andare in profondità nelle posizioni, secondo me. C'è molta più praticità, molta più superficialità, che è un po' caratteristica del gioco online, per questo, secondo me, soprattutto. Sì. E si è persa quella voglia di pensare 40 minuti della mossa critica per capire cosa devi fare. Questo non succede più. Cioè, io lo faccio lo stesso e poi vado in Zeitnot e... Senti, ancora una cosa, qualche suggerimento che daresti al nostro comitato, al comitato regionale Veneto Scacchi, per migliorare il gioco degli scacchi da un punto di vista qualitativo ma anche quantitativo? Se ce ne hai uno, siamo qua da sentirti. Allora, premetto che per colpa di nessuno, cioè nel senso i comitati regionali hanno risorse molto molto limitate, questo è un dato di fatto, si sa. Gli scacchi sono un gioco che sta crescendo adesso, ma non ci si può aspettare grandi risorse a livello federale e tantomeno a livello di comitato regionale, chiaramente. Quello che è più importante secondo me è creare un gruppo che poi lavori bene, abbia voglia di fare, abbia voglia di sviluppare un po' gli scacchi a livello sul territorio, e questa secondo me è la cosa decisiva. C'è un comitato che Tino Testolina sta facendo un grandissimo lavoro in questo senso, lui è sempre presente, cerca sempre di spingere, dà voglia alla gente di fare qualcosa, insomma, di impegnarsi, perché tu puoi fare uno stage a dei ragazzi migliori, puoi fare tante di queste iniziative qui che sono ottime, ma se non hai un gruppo che lavora di base, cioè delle persone che si dedichino nelle proprie città per diffondere il gioco, non vai lontano, secondo me. Quindi è questa un po' la chiave, secondo me, certo, dello sviluppo. Certo. Un'ultima cosa, c'è qualcuno, magari genitori o qualche persona in particolare che ti ha allenato, che ti ha introdotto nel mondo scacchistico, a cui sei riconoscente, particolarmente riconoscente, e che vorresti magari ringraziare? Ma allora, ho avuto tante persone che mi hanno aiutato, questo sì. Le persone che mi hanno aiutato di più sono due principalmente. Allora, una è stata Nicola Peguaro, appunto, che senza di lui non sarei qui a giocare a scacchi, quindi quello è stato una persona che è stata fondamentale per la mia carriera scacchistica. Certo. Sia all'inizio per introdurmi e poi anche per farmi appassionare a giocare ai tornei. E poi devo dire, per esempio, che adesso in finale non me la cavo molto male, nei finali di partita, perché al circolo ci faceva risolvere un sacco di esercizi in finale, quindi tanti finali elementari mi sono entrati in testa in modo univoco, diciamo, e quindi sono abituato. Adesso mi trovo molto bene in finale anche grazie a queste basi. E quindi questa è la prima persona. La seconda persona è il grande maestro Alexei Draev, un grande maestro russo conosciuto, perché quando avevo il livello di maestro internazionale ci ho lavorato insieme per un anno, e questo nel 2015, e questo è stato un ottimo spunto per progredire, nel senso un confronto con un giocatore così forte, così esperto, mi ha aiutato a capire tanti fattori, tante cose che prima non capivo veramente. E questo mi ha fatto... quindi diciamo che Nicola mi ha aiutato al passaggio iniziale negli scacchi e Alexei Draev, il grande maestro Alexei Draev, nel passaggio dagli scacchi giocati per passione al professionismo. Sì. Ti ha fatto fare il salto, diciamo così. Sì. E, allora, prima dell'ultima parte, che diciamo una conclusione un po' scacchistica, vediamo se c'è qualche domanda. Dario? Sì, abbiamo parecchie domande questa sera. Bisogna selezionare, perché certo le selezioniamo, sì, quindi diciamo il giocatore ti affascina particolarmente, l'hai già detto, se giochi più l'hai già detto. Ecco, però 3 domande potrebbero essere importanti. Una, in tutta la tua carriera, cosa è riuscito a farti crescere di più per quanto riguarda la comprensione del gioco? Questa è una bella domanda, nel senso che certi momenti durante le partite il tuo avversario si mette a pensare, no? Questo è quello che succede un po' a me.
in certi momenti il mio avversario si mette a pensare, molto spesso io passeggio per la sala, vedo altre partite, bevo un caffè magari, no? Mi rilasso, ma in qualche rara occasione mi viene in mente qualche idea molto importante su cosa ho sbagliato in quella partita lì, cosa ho sbagliato sempre finora, come devo affrontare le partite da quel momento in poi. E quindi queste pause durante la partita sono quei momenti che mi hanno fatto progredire di più, secondo me. Questo è quello che direi adesso. Un'altra domanda, secondo me abbastanza carina anche questa. Durante una partita, come si riesce a diventare imprevedibili nei confronti di un avversario che ha studiato il tuo stile di gioco? Ma adesso l'imprevedibilità non è una cosa così importante, bisogna giocare bene alla fine. Se sei prevedibile o no non cambia, se il tuo avversario gioca bene anche se sei imprevedibile spesso. E se tu giochi bene anche se sei prevedibile non ha nessuna importanza. Se tu continui con mosse forti e poi se sei più forte vinci a tavolino. Non sempre, ma spesso vinci. Quindi non è mai stato qualcosa che mi ha spinto, cioè non ho mai cercato di essere imprevedibile a scacchi, non è mai stata una cosa che ho ambito. Prima hai citato i tuoi grandi giocatori del passato, Sì. insomma quelli che secondo te erano i più importanti. Alla domanda di Sergio, quindi hai detto dei nomi. Ecco, quanto questi grandi giocatori passati o contemporanei o anche altri, oltre a quelli che hai citato, ti sono stati di spunto? E soprattutto perché? Allora, io spesso ho provato, gioco a scacchi da 11 anni, insomma, 11-12 anni, e qualche volta capita, adesso gioco il torneo nello stile di questo giocatore qui. Adesso gioco il torneo nello stile di Ulf Anderson, adesso gioco il torneo nello stile di Kasparov, no? Ogni tanto si ha queste folli idee qui. E alla fine di solito va male, perché alla fine ogni giocatore ha il suo stile, anche se tu vedi le partite di un giocatore non capirai mai appieno quello che pensa, quello che... E quindi è inutile cercare di imitare qualcun altro, alla fine bisogna provare a fare le mosse giuste. Sì? Esatto, non serve dire gioco come Karpov, non ha nessuna importanza. Tu giochi come sai, al meglio che puoi, ti impegni e questa è secondo me la scelta migliore. Bene, allora direi che potremmo passare all'ultima parte della trasmissione, nella quale abbiamo previsto di visualizzare per il nostro pubblico una posizione tratta da una tua partita e lasciare qualche minuto, magari tu ci dirai che partita è stata, quando l'hai giocata, con chi, e lasciamo qualche minuto di tempo per vedere se c'è qualcuno che trova la combinazione, poi naturalmente tu ce la farai, tu la commenterai. Io okay. La vedo qui o non la vedo sulla nostra... No, adesso in questo momento non la vedi, tu la potresti vedere, in questo momento è stata proiettata proprio sul canale Twitch di Scuola Veneto Scacchi, sì, no? che quindi adesso è visualizzata per gli spettatori e si vede anche che la mossa è stata l'ultima mossa del bianco, Donna C3. Vuoi intanto dirci da che partita è tratta? Sì, questa partita ho giocata quest'anno ad aprile. Il torneo non era un torneo particolarmente importante, era un torneo in Montenegro, era un turno 5 mi sembra. E il punto è che il torneo non stava andando molto bene, avevo fatto un pareggio iniziale, poi in posizione assolutamente vinta sono riuscito a perdere e poi ne ho persa un'altra ancora, poi ho vinto la quarta giocando in ultima scacchiera, quindi sì, non è stata una bella partenza. E questa partita qui, che può sembrare totalmente di routine, no? Uno dice perché è così importante, perché hai scelto questa. È stata una partita che ho giocato contro un maestro internazionale, Potpara Nicola, a un elo 2400 circa, io avevo il nero, e quindi sembra una partita totalmente di routine, no? Niente di speciale, però in questa partita qui, dopo averla finita, mi sono reso conto che finalmente la mia testa funzionava di nuovo. Cioè, ero in grado di capire certe cose che per un periodo, per un mese prima, non mi venivano in mente, no? Certo. E ho preso molta fiducia e poi ho finito il torneo molto bene, ho vinto tutte le partite successive, ho giocato bene anche i tornei successivi, proprio grazie a questo momento qui. Perché, secondo me, è molto importante... trovare bene la tattica, calcolare bene, questo è importantissimo assolutamente, forse è il fattore numero 1
trovare le combinazioni tattiche, calcolare, questo sì. Però andare in fondo alla posizione, capire quello che la posizione richiede, fare mosse difficili, è una cosa che non è facile da imparare, appunto, è una cosa molto complessa. In una posizione così, dove non è totalmente chiaro, cioè se uno vede la posizione, i pedoni sono pari, ok, il bianco un pedone ha passato, e può sembrare che non sia così chiaro la valutazione, no? Uno può dire che è circa pari, uno può dire sta un po' meglio il bianco. Invece se vai in fondo, io mi ricordo avevo 30 minuti in questa posizione qui, e ho pensato per 25 minuti, cioè tutto il tempo rimanente ho lasciato 5 minuti sull'orologio soltanto. E mi sono reso conto che la posizione è molto più pericolosa di quello che sembra. Cioè, se il bianco gioca, se il bianco spinge il pedone, se il bianco fa A5, A6, poi lo difende con alfiere F1, diciamo, il nero è in grande difficoltà per tutta la partita, perché quel pedone in A6 lì diventa... non c'è modo di fermarlo, cioè lo fermi per un po', ma poi tutti i pezzi passivi ed è facile perdere quella posizione lì. E quindi qui ho capito che la priorità in questa posizione era proprio bloccare questo pedone qui. E ho fatto la mossa torre A8. Qui. Ed è una mossa molto importante, appunto, perché adesso rivedo un attimo la posizione, scusa se mi prendo anch'io il link, così non mi perdo. Allora, sì, ho fatto la mossa torre A8. La vedi adesso? Sì, la vedo. E qual è cioè, sembra una mossa... Perde un pedone in C7, no? Quindi stiamo sacrificando un pedone. E non è ben chiaro per cosa, no? Perché il mio avversario ha fatto così, ha fatto donna per C7, donna per C7, torre per C7, che è scacco, re G6, e in questa posizione qui il bianco è un pedone in più, ma piuttosto che avere una posizione passiva con pedoni pari, ho preferito avere questa posizione qui col pedone in meno, in cui tutti i miei pezzi all'improvviso lavorano bene. Le torri stanno molto bene, anche l'alfiere tra poco sarà molto attivo, e qui infatti per il mio avversario è stato molto difficile trovare qualcosa, ma anche il computer dice che qui non c'è assolutamente niente per il bianco, è una posizione assolutamente pari questa qui. Se il bianco gioca a 4 adesso, il nero gioca torre B a 5 e il pedone bianco non può più spingersi e viene anche perso dopo, perché non c'è modo di difenderlo. La torre in C4 è in presa, quindi il pedone viene perso. Quindi il mio avversario ha deciso di giocare torre C2 al posto di A4, una mossa prima, in modo da difendere anticipatamente quel pedone lì. Io ho giocato torre A3, in modo da bloccare il pedone A2. in questo modo il pedone A2 è un pedone passato ma molto lontano, no? Certo. E quindi perde tutta la sua forza della torre. Esatto. E il mio avversario ha giocato D4 e ho mangiato e per D4 e per D4. Ho attaccato pedone D4 con la mossa torre B4. I tuoi pezzi sono molto più attivi. Esatto, sì, il bianco la difesa con torre D2 e ho giocato torre 3 A4, a quel punto attacco troppe volte col pedone lì, il pedone A2 è debole e la partita è finita fatta molto velocemente qui. Certo. Adesso vorrei tornare un attimo indietro alla posizione iniziale, se è possibile, per far vedere una cosa. Cioè, per esempio, se qui un giocatore in modo superficiale giocasse una mossa come torre C8, diciamo, che sembra la mossa più naturale, no? Difendi il pedone e ci pensi dopo a bloccare quel pedone A. Il bianco gioca a 4. Adesso il nero ha due modi per difendere il pedone. O gioca torre B6, torre A6, perché torre A5 non è possibile in presa della donna in C3. Certo. O gioca torre B7 e torre A7. È un po' più naturale torre B7 in questo caso perché blocchi il pedone su casa scura visto che l'avversario è un alfiere campo chiaro. Nel senso che dopo A5, torre A7, l'alfiere in G2 non attaccherà mai la torre in A7 almeno. Certo. Però il bianco gioca una mossa come, diciamo, D4,
attaccando il pedone 5, per esempio il nero può giocare ai 4, e il bianco gioca a 6, e quindi con una scelta così istintiva come torre C8 si finisce in una posizione di questo tipo, dove il bianco giocherà alfiere F1 e farà tutta la partita da solo, con l'iniziativa. Quel pedone a 6 è fortissimo. E questo è il modo tipico in cui perdono anche tanti giocatori molto forti, nel senso che non hanno quel coraggio lì di dare un pedone per difendersi attivamente. Scelgono una difesa passiva e si creano tutti i problemi, tipo questa posizione qui, che poi diventano quasi insostenibili e finiscono per perdere. Certo, certo. Qualche volta conviene dare un pedone per avere i pezzi attivi e quindi creare delle chance anche Esatto, sì, positive. esatto. Anche perché l'avversario da una situazione psicologica di pressione, nel senso in cui lui sa che l'iniziativa e gioca lui per la pressione, si ritrova all'improvviso ad avere un pedone in più, ma in cui la pressione la fai tu. Certo. E questo cambio di carattere della partita è molto difficile da adeguarsi per l'avversario. Assolutamente. Bene. Allora, grazie anche per questa lezione, mini lezione di scacchi, e grazie per aver partecipato a questa puntata, la seconda puntata, come dicevo, della rubrica dedicata ai grandi maestri. Non mi resta che salutarti, oltre a averti ringraziato, salutare tutti i nostri spettatori e ringraziare naturalmente ancora una volta Dario e Matteo alla regia, e Dario che ha seguito e fatto diciamo le domande poste dalla nelle nostre chat, e naturalmente ricordare il prossimo appuntamento mercoledì prossimo con un'associazione di scacchi, l'associazione scacchistica dilettantistica Valpolicella di Verona, che si presenterà i suoi giocatori, i suoi dirigenti e le sue attività nell'ambito della rubrica sui circoli di scacchi, la storia dei circoli di scacchi tra passato, presente e futuro. Grazie ancora e un saluto a tutti. Buona serata, grazie. Un saluto.